Cari telespettatori, rieccoci insieme anche quest'oggi, siamo in diretta, questa volta facciamo un po' il punto sul mercato del lavoro, sulla situazione occupazionale nella regione del Veneto, che è un ambito un po' cruciale di una dinamicità che era stata riacquisita. Adesso vedremo quello che starà succedendo. Con chi lo facciamo? Beh, lo facciamo con Veneto Lavoro, in modo particolare con noi è collegato da remoto, dalla sua sede operativa, il direttore Tiziano Barone. Ben ritornato qui con noi, direttore. Aspetti che non la sento bene, deve riattivare l'audio probabilmente. No, fermo là che stanno dalla regia e sistemano tutto. Eccolo là. Allora, direttore, purtroppo la vedo sempre da remoto. Noi ci siamo lasciati facendo un bilancio durante il lockdown, auspicando di rivederci di persona, così, e invece niente, nonostante tutto siamo ancora lontani ai noi e lontani anche da raggiungere una tranquillità. Allora, avevamo detto non bene le cose, ma ci eravamo visti proprio in primavera, tarda primavera. Adesso cosa possiamo dire tirando un po' le somme? Voi con i dati anche dell'Istat alla mano, insomma, li avete rielaborati e avete fatto un po' un quadro generale. Beh, innanzitutto possiamo dire che dai dati generali dell'Istat, che sono quelli che danno le tendenze complessive, dati di settembre, l'occupazione è stata un po' più bassa rispetto a quella del 2019. Stiamo parlando di meno 387.000 unità rispetto al 2019, suddivisi tra 281.000 in meno dipendenti e 107.000 in meno di autonomi. Questo dal punto di vista dell'occupazione. Dal punto di vista invece di un dato positivo che l'Istat ha rilevato è che sul numero di ore pro capite effettivamente lavorate nelle imprese, di fatto siamo tornati al mese di settembre con i numeri del 2019. Questo è un dato positivo che rileva sostanzialmente un ritorno a una certa normalità di orario di lavoro. Ecco, ma come è possibile? È una media questa o è una valutazione mese su mese? Perché la media non sarebbe spiegabile, perché è difficile recuperare ore lavorate dopo un periodo di licenziamenti, di assenza così prolungato, o è mese su mese? È mese su mese, in questo caso abbiamo un'idea precisa rispetto all'andamento mese su mese sulle ore effettivamente pro capite, quindi pro capite per persona lavorate, in cui si evidenzia un segnale di ritorno alla normalità. Poi però dobbiamo mettere insieme i dati che noi avvertiamo tempestivamente, quindi i dati di ottobre nel nostro caso, dove noi abbiamo rilevato una riduzione degli organici aziendali nei primi 10 mesi, quindi da gennaio a ottobre, di 38.000 posizioni di lavoro in meno. Mamma mia, sono tanti, sono tanti. Beh, se vi ricordate, alcuni mesi fa si parlava di 55, 60, sì, poi via via. Quindi c'è stato un recupero nei mesi successivi, tant'è che nell'ultimo mese la riduzione si è ridotta e di conseguenza abbiamo migliorato, anche se devo dire che nell'ultimo mese la rilevazione più preoccupante dal punto di vista del mercato del lavoro è che le assunzioni che avevano recuperato come intensità fino al mese di agosto, a ottobre c'è stato una riduzione in termini di assunzioni, di conseguenza un raffreddamento delle assunzioni, e questo è un elemento che ci deve preoccupare un pochino, insomma. Perché è un sintomo di che cosa? Di aziende che non sono a regime, non hanno potuto riattivare l'attività ordinaria, oppure se riguarda settori specifici che allora ci fa comprendere l'andamento, perché ci sono certi ambiti, certi settori che comunque non hanno riaperto, tutto sommato. Significa che in precedenza l'effetto principale del riallineamento rispetto all'anno precedente in termini di numero di assunzioni era dovuto principalmente al lavoro stagionale e quindi a tutta l'attività che in modo importante è stata svolta dal periodo estivo.
Tenete conto che pensando anche ai settori, noi abbiamo evidenziato, per esempio per quanto riguarda il settore della cultura, che nell'ultimo mese, in particolare nell'area di Venezia, ci sono state 2000 assunzioni, quindi c'è stata una crescita del mondo dell'editoria e della cultura proprio legato alla riapertura dei musei e quindi alla riapertura dell'offerta culturale. Ecco, perfetto. Un attimo solo, perché è arrivato un messaggio, volevo leggerglielo, quindi vediamo un attimo se riusciamo. Allora, eccolo qua. Ma come si fa a parlare di economia e lavoro in un periodo del genere? Ci chiudono tutti dandoci l'elemosina, è inconcepibile una cosa di questo genere. Mi chiudi, paghi, altrimenti sto aperto. Chi paga da mangiare i miei figli? L'avvocato Conte? Un po' un messaggio di disperazione. È chiaro che in questo momento noi stiamo vivendo un'emergenza e nell'emergenza sperimentiamo che non siamo noi a gestire. Dobbiamo fare i conti con soggetti terzi che indicano la strada, e questo sia a livello nazionale e in particolare a livello regionale, e non c'è alternativa. Da questo punto di vista quello che noi possiamo rilevare è che per quanto riguarda l'economia, al netto dei lockdown che sono caratterizzati da una preoccupazione di garantire e di favorire la ripresa della salute, al netto di questo la ripresa stava avvenendo e stava avvenendo con le caratteristiche proprie della nostra regione e con l'evidenza di alcuni settori particolarmente in difficoltà, che sono i settori appunto legati al commercio, alle città d'arte, ad alcune filiere che sono ancora in difficoltà. Quindi tutto sommato questo non sarebbe successo nel 2008-2009 perché proprio era una crisi globale, nonostante che questo sia una pandemia globale. Però vuol dire che se si danno degli input di un certo tipo immediatamente c'è un risultato positivo, c'è un'attività che si sveglia. Un po' come le borse, no? Hanno avuto un segnale positivo. Assolutamente così. Quindi potrebbe esserci, aspetti un secondo, mi interrompono un attimo dalla regia, ci deve essere una telefonata, però chiedo di sistemare l'audio perché io ho un ritorno in studio incredibile, quindi se mi sistemano l'audio dalla regia e poi mi passano la telefonata così sentiamo anche il nostro o la nostra telespettatrice. Pronto? Pronto? Vediamo se abbiamo la telefonata. Sì, c'è la telefonata. Pronto? Può parlare? Sì, pronto? Ecco, sono Sebastiano da Abano. Niente, io lavoro presso un hotel ad Abano. Naturalmente tutti gli hotel ad Abano sono tutti chiusi. Come fanno a dire che l'economia si sta riprendendo? Siamo in malora, la disoccupazione che non arriva. Cioè, ma questi si stanno rendendo conto che loro prendono 20-30 mila euro al mese? Se c'è una emergenza sanitaria si diminuiscono i stipendi, invece di prendere 30 mila ne prendono 5 mila, la differenza la danno al popolo perché stanno creando una bomba sociale, bisogna stare attenti perché non so fino a che la gente sopporta di stare sempre a casa. Noi non dobbiamo stare noi a casa, devono andare loro a casa. Tutti questi politici devono andare via. Abbiamo visto quello che ha fatto la sanità in Calabria, di quello che non sapeva che era il suo compito. Gli abbiamo regalato i soldi. Questo signore merita di avere tutti i beni sequestrati perché non hai saputo organizzare. I cittadini devono stare in Calabria. Io gli dico ai calabresi: uscite da casa, non vi fate illudere di questi politici che non sanno governare la propria regione e per colpa di un deficiente hanno dovuto mettere la zona rossa in Calabria. Hanno avuto 8 mesi per organizzarsi. Chiaro. E lo dovevano fare. Grazie dottoressa. Grazie per il suo intervento. Direttore,
È un po' un grido di allarme che però non è che riecheggi solo qui in Veneto ma anche in tante altre regioni, credo che ne siano anche consapevoli. Forse non è governata bene questa seconda fase, non è stata opportunamente prevista, non lo so, perché le persone non l'accettano, non la prendono di buon grado o con la rassegnazione della volta precedente, perché le ripercussioni sul mondo del lavoro si sono viste, i ristori non soddisfano. Che cosa sta succedendo? Un po' rifacendosi a quanto diceva il nostro telespettatore. Dal punto di vista del mercato del lavoro, io credo che in questa fase le manovre difensive che riguardano in particolare la salvaguardia del posto di lavoro con la cassa integrazione, pur con tutta una serie di problemi che mi auguro siano alla fine, che al blocco dei licenziamenti che in questo momento sta frenando la disoccupazione, la crescita della disoccupazione. Io credo che gli strumenti che in questo momento il governo centrale ha messo in campo stiano funzionando mediamente. Gli strumenti che le regioni come la Regione Veneto ha messo in campo per incentivare l'occupazione e sostenere le politiche attive sono sempre rimasti, di conseguenza noi abbiamo comunque potuto favorire l'attivazione di chi non aveva lavoro rispetto al lavoro. È chiaro che dal punto di vista dei posti di lavoro disponibili anche noi abbiamo oggi metà delle offerte di lavoro che avevamo un anno fa. Un anno fa ne avevamo 1500, oggi ne abbiamo 700 disponibili che sono a disposizione dei centri per l'impiego. Quindi è evidente che siamo all'interno di un terremoto e la gestione di questa fase in termini di corresponsabilità è fondamentale. Certo, secondo lei, così vabbè, è la domandona, però queste chiusure ulteriori che purtroppo avverranno, sono pronosticabili eccetera, questi lockdown potrebbero andare a pesare in modo massiccio ulteriormente sul mercato del lavoro senza dar possibilità di recupero? Lei che ha a che fare tanto con gli andamenti, con dati alla mano sostanzialmente. Diciamo che inciderà sicuramente nella quota di imprese che non sono in grado di ripartire e quindi nell'ambito delle imprese collegate a questo mini lockdown, le imprese che sono più in difficoltà, in particolare quelle legate al commercio, ai pubblici esercizi, una parte farà fatica a ripartire per varie ragioni e da questo punto di vista è fondamentale che le politiche attive, e questa è l'iniziativa che la Regione ha sempre attivato, forniscano un'opportunità di cambio di occupazione per chi in questo momento ne lascia una per cercarne un'altra. Questo è un punto chiave. Da questo punto di vista il compito che le persone che sono occupate in questo momento e che magari sono sospese, è fondamentale che queste persone curino le competenze, curino le proprie capacità al fine di essere pronti alla riconversione nel momento in cui si riaprirà il mercato, al termine del quale io credo finiranno gli aiuti e a quel punto il mercato ritornerà aperto e libero dal punto di vista dell'incontro tra domanda e offerta. Sembra che però il numero degli scoraggiati, delle persone che vabbè, sono un po' così anche esauste, scoraggiati, però sono scoraggiati, sia in incremento. Tra l'altro anche allora, penalizzati sono i giovani e le donne, tanto per cambiare, e giovani in modo particolare rientrano in questa categoria. Molte donne poi si dedicano ad accudire ai figli che magari non vanno a scuola, ai genitori anziani, insomma trovano queste pseudo altre occupazioni che però fanno risparmiare dei soldi ma non fanno versare contributi, non ti tengono nel mercato del lavoro e quindi non è un aspetto positivo questo, né per chi è scoraggiato giovane né per chi si ritira dal mercato del lavoro, quindi il caso delle donne nel fattispecie. Allora sul tema degli scoraggiati
l'indagine che trimestralmente l'Istat fa, in cui mette in evidenza chi non ha lavoro, i disoccupati, da chi, evidenziando anche chi non cerca lavoro attivamente però sarebbe disponibile, ha dato un'indicazione chiara: sono cresciuti gli scoraggiati. E da questo punto di vista i numeri su cui ci attestiamo in termini di disoccupazione non possono essere solo i 100.000 che in questo momento vengono dichiarati, ma bisogna aggiungerci i 60.000 che sono i cosiddetti scoraggiati. Ecco, tenete conto che da questo punto di vista la gestione della disoccupazione, poi, che è in capo al sistema dei centri per l'impiego, al momento rileva diciamo, nel periodo gennaio-ottobre, dall'ultimo dato che abbiamo presentato nella bussola di ottobre, 102.000 persone tra gennaio e ottobre, che sono circa 10.000 in meno rispetto allo scorso anno, quindi siamo un po' indietro rispetto al numero di disoccupati dello scorso anno, però solo a ottobre abbiamo avuto 12.000 persone che si sono iscritte al sistema dei centri per l'impiego. Perfetto. E questo rappresenta un punto importante per noi di attenzione ai nostri utenti, che sono appunto i disoccupati, che sono interessati a rientrare nel mercato del lavoro oppure a cercare e ad accogliere un'opportunità di politica attiva. Io ho un ristorante, cosa devo convertire? Ho un ristorante da 30 anni, voglio fare il ristoratore, punto. Mi chiudi perché hai distrutto la sanità. Questo è scandaloso. E allora rispondiamo anche a questo messaggio. Direttori, rilascio un attimo, lasciamo voi telespettatori qualche secondo, abbiamo la pubblicità, poi leggiamo anche gli altri vostri messaggi. A tra poco.